E questo qui a Zappetti non taglia stile è l'ora di Yuga. E l'ora Lampara. È l'ora di Zabianton. E ouais, allez, Yuga. Salute a tutti, ringraziabili se con noi, felici di ritrovare come tutte le sere non via stella, Paduga insieme ai Sabiantoni, alcuniamo le nostre squadre di stasera. Parola di Juventus, Tina, Michael, Olivier, salute, contenti Salute, buonasera. ritrovavi. Non per chi siete stati sfortunati, avete giocato con noi, ma contro una squadra di Sabiantoni. Siete voltati la prova di vincere stasera, sono sicuro che pure ti va. Ma prima di tutto c'erano in tête parole di Juventus, dunque sul comitato di giovani. Donc Parola de la Juventus, c'est le comité citoyen des jeunes. Il est ouvert à tous les jeunes entre 16 et 30 ans. Il n'y a pas de critères spécifiques, c'est-à-dire qu'on soit salarié, étudiant, au chômage, sans activité, en formation. On peut prétendre, candidater au comité citoyen. Vous pouvez candidater sur la page Facebook du comité Parola de la Juventus. Et voilà, une fois que vous vous inscrivez, vous recevez un message automatique en disant qu'on va étudier votre candidature et ensuite on vous renvoie un message pour vous dire que vous êtes le bienvenu dans le comité, etc. Quantos siete? Poco preso, hein? 140. Quarantaine. Quarantaine quand même. Bon, c'è la piazza appunto. Surtout ayez des idées. E dopo andate a conoscere la squadra di Parola di Juventus e ti la gioca stasera contro mica una socio, quasi tre. Les solidaires, Sandrine, Cécile, les Jeanne, Poulette, Chacamana, la squadra di Les Solidaires. Les solidaires, qui est-ce, qui sont-elles, que font-elles? Moi, je représente les Restos du Cœur. Alors, moi, je représente la Croix-Rouge. D'où les solidaires. C'est ça. Et Jeanne, qu'on connaît, Corsica Généalogie. qui est solidaire de la solidarité. Donc, Voilà. donc vous travaillez en bénévolat, je suppose, Tout à fait. et toutes les actions de solidarité, donc avec la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Oui, nous, on agit sur plusieurs secteurs et en fait, on fait les maraudes tous les soirs. On agit aussi sur l'épicerie, sur une vestiboutique. Donc, on a en fait du prêt-à-porter qui est destiné à ceux qui en ont besoin. Et sur l'accueil aussi des familles des prisonniers. Donc, voilà, on a plusieurs interventions en fait. Et les Restos du Cœur qui ont beaucoup de demandeurs et qui ont besoin aussi de bénévoles, il faut le rappeler. Oui. Voilà, donc allez leur filer un coup de main. Et en même temps, c'est bien l'image qu'on a ce soir de voir des associations qui, au lieu de travailler chacun de son côté, savent aussi travailler ensemble. Oui. On peut applaudir les solidaires ce soir avec nous. E Popolette Chacamana, me Sapientona, me Patrizia, salute! Buonasera. Tutto va bene? Siamo contenti di ricevere Sassugi di solidarietà e di solidarietà di noi, perché per la gioventù facciamo un'opera di solidarietà. Ecco, giochiamo insieme a Raffica. Giochiamo a Raffica, ci ora risponde il più presto possibile a un'epoca di domande, rispondete bene, pigliate 20 punti, mettete mani in tuo fondo, il primo che picchia è quello che risponde, rispondete bene, dunque 20 punti. Prima domanda, che animale è Japelou, l'eroe di un film di 2013 di lui stesso nome? Un cheval. C'est un cheval. C'est lui, di un cavallo, risposta una. E di un cavallo di Pierre Durand, dunque Pierre Durand che è stato campione olimpico in l'88 di salti d'ostacoli. Questo cavallo dunque è un cavallo assai mediatizzato. Dans la catégorie Bon appétit, chi torta si va c'è cubro, ciuavarina, alloi e u zucchero, L'embrouchate. l'embrucciata. J'attendais le fiadone, mais comme c'est pareil à Ajaccio, on mange aussi des embrucciades, on va dire oui. A u Denis o a u volè, hein. Come si chiama un servizio quando l'avversario non tocca mica la palla? Lace. Lace.
Non, Ça fait un point, ouais, ça en fait même 20. Come si chiama su festivale di rientrata organizzato in dell'antica pieve di Tavagna che mette in risalto i ganti di un mondo? Le festival de l'ancienne pieve de Tavagna qui rend hommage aux chants du monde entier. Come si chiama? Le festival si déroule à la rentrée. In Tavagna. Come si chiama? pas le Festival festival de in Cannes. Tavagna, come si chiama? C'est pas le festival de Cannes. À la rentrée. Le festival de Cannes a d'une thèse. Bon, alors, à la rentrée, septembre, dans la région de Tavagne, Settembrino di Tavagne. Tambrino di Eh, Tavagna. Voilà. Ah, no. Tant pis. L'ultima domanda di Sarrafica. In che paese Emiliano Zapata era un capimaggio rivoluzionario? Mexique. Mexico o risposta buona. A causa di una rivoluzione nel 1910 e ben ridistribuisce a Ubobulu. E dunque Elia Kazan ha fatto un film, Viva Zapata, e poi di noi diamo agli alesi che hanno fatto una canzone che si chiama L'Emiliana. Dunque avete 20 punti, siete in testa con 60 punti, bravi. E noi continuiamo giocando a Varia Via. A Varia Via una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, a Badrizia vi faccio tre proposte, riflettete, rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate e vi facciamo i 20 punti, regaliamo all'altra squadra e la cominciamo con parola di gioventù. Prima domanda. Ah, d'accord. Sto corso anziano presidente di Air France è l'autore di un rapporto a Nantes a SNCF. Parliamo di Parliamo di Jean-Cyril Spinetta, Nonce Paolini o Eric Leandri. se ne parla assai a un mese di febbraio, un mese di Marsolino. L'anziano presidente d'Air France, donc che è l'autore di un rapporto a SNCF. Parliamo di Eric Leandri. Eric Leandri. Alors, Eric Leandri, misibari che di quant? Non Paolini, misibari che di l'anziano presidente di TF1 e Jean-Cyril Spinetta era il presidente di Air France. Jean-Cyril Spinetta, che era presidente d'Air France, che è un enarco che ha avuto parecchi posti in vari ministeri e dunque che è l'autore di suo rapporto in 2018 per modernizzare e rendere più efficace a SNCF. Tocca a noi, e le solidaire. Chi è l'autore di la famosa frase Tu viens à point à qui c'est attendre? Allora, qual è l'autore tra Molière, François Rabelais o Pierre Corneille? Tu viens à point à qui c'est attendre? Rabelais. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, il me Moi, semble. j'aurais dit Molière. Ah bon. Mais il paraît che Zani Titelli di noi. C'est pas vrai. E a Zani Titelli di noi. E avevo su lì, la giuntese anche io. Molière, François Rabelais ou Pierre Corneille, mi dite François Rabelais. Rabelais, lo risposta a voi. Très bien. Je pense que c'était Molière. Bravi. In deuso famoso Pantagruel in 1534, dunque un detto che tutto ognuno ne tiene conto, mi pare, no? Bon, Eno di noi ha fatto l'attualità in un principio dell'anno 2018, dunque cerchiamo di chi paese è l'anziano giocatore Georges Weah è diventato presidente, dunque di quale paese? Tra Di che paese è diventato presidente Georges Weah? Di Liberia, di Sierra Leone o di Camerun? Di Liberia, di Sierra Leone o di Camerun? l'anziano giocatore di Ballò, dunque che è stato usato a essere Ballon d'Or. Le Liberia risposta una. Anziano giocatore di Milan AC, di PSG, di Marseille, dunque si è portato a presentarsi all'elezione voilà, a Liberia. Liberia che è una terra di
due lì erano anziani schiavi, dunque di per cui che la porta il suo nome, Liberia, e che è un stato libero, indipendente. Ecco. L'ultima domanda di Savariavia ci vuole a completare questa espressione. Consigli di Toppi. Consigli di Dobby, fatti di atti, consigli di Dobby, danni di verina, consigli di Dobby, tuvoni in gaggio. C'est quoi le débat? En français, c'est quoi? Allora, tu vas completare, dunque, consigli di Dobby, fatti di atti, Ne souffle pas. consigli di Dobby, danni di verina o consigli di Dobby, tuvoni in gaggio. C'est la 3. Tuvoni in gaggio. Ah oui, il top qui si sciacca il J'ai gaggio. rien dit. E Non, mais di quello, il top che si sciacca il gaggio. sei ancologico. È logico, ma no. Non. Danni di Varina. Je compte, tu Danni connais. di verina io. Che vuole dire? C'était quoi le début? Beh, consigli di Dobby, danni di verina, ben su chi vuole lì, che c'ho la essa attente di quale si sente i consigli. Ah, Hai capito? 40 punti per voi, 80 punti per voi, le solidaires, siete sempre in testa, bravi. Bravi. Bon, so qui, temo i nostri zitelli stasera, in un pubblico, dunque mi da salutare tutta la scuola di Pietralba, in Ajaccio. Bonsoir à tous, allez, vous pouvez vous applaudir, merci d'être là, l'école de Pietralba. So come noi, passano una bella stonda. Giochiamo a trappola. Giochiamo a trappole, tempo di scopre se domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo qua, parola di gioventù. E la vostra domanda. Allora, c'è una trappola. In che annata a Corsica fu spartuta in 2 dipartimenti? Alors, qui est né? Oh non, en quelle année a En été- quelle année la Corse a-t-elle été divisée en 2 départements? Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Bon, Je pense 75, mais j'hésite entre 75 et 77. non, j'ai été né que ça existait déjà. Ah, 75. Je dirais 75. Ouais. Allora, mi dite, 1975. Non, non. Non. Moi, je pense pas. vous dites 75. 75. 67, Allora, 67. in che annata a Corsica fu spartuta in 2 dipartimenti? La prima volta in un 1793, Ah, c'était- 1793. Ah oui. On aurait accepté la deuxième bidépartementalisation. À un an près, vous y étiez, hein, 1976. Ah bon? Moi, j'ai dit entre 1976. Elle dit entre 75 et 77, et vous me dites pas 76. Enfin, bon, De toute façon, c'était pas la bonne. J'ai pas Ah compris. oui, pas la bonne 76. Oui, on l'aurait pris. 76, on l'aurait Ah ouais? pris. Ah bon. Oui. Putain. On aurait accepté, dans la grande indulgence du jury des Sapientoni. Eh ben, continuiamo con l'annata. In che annata fu aperto un museo di a Corsica? Je l'ai su. En quelle année le musée de la Corse a-t-il ouvert? Semplicemente, hein? Ho visto niente. Allora, Ah, que l'université? c'est anche c'est festigiato suo anniversario. Si ne parlato, ma quando? Allora. Je sais plus. Ah. Et pourtant, vous y étiez. Alors, vous me dites. Hein? Bon, une au hasard, allez. Non, même pas au hasard. Moi, le problème, c'est que. On va Bon, dire... pas de hasard, allez, Oh. d'accord, allez. On a fêté ses 20 ans en 2017, 1997. 1997, no, non la via di mica, dunque. Allora, 60 punti per voi, 100 punti per voi, siete sempre in testa. E giochiamo a
il nostro sciapacapo. Il nostro sciapacapo, come tutte le sere, in Sapientoni, 4 indizi, pari droit su sciapacapo. Al primo indizio avete un'idea, rispondete bene, pigliate 60 punti, dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Se avete un'idea, pas d'hésitation, allez-y, il n'y a rien à perdre. Voilà. Tout à gagner. Primo indizio, Ungo Patrizia. Primo indizio. Sono nato in Nizza in 1807 e a Corsica l'ho sempre vista da appena lontano. Ma sono morto in 1882 a Maddalena, dunque a Vale non siamo più tanto lontani. Je suis né à Nice en 1807. J'ai toujours eu un œil sur la Corse et comme je suis mort en 1882 dans l'archipel de la Madeleine, je ne suis donc pas très loin. Un homme. Oui, un homme. 1807, 1880. No, allora giochiamo per 50 punti. Come tanti italiani, di l'epica, sono andato a cercare fortuna in America di Sud. Mi sono fatto un nome qua là e Alexandre Dumas ha anche contato e mo proe. Dumas a anche contato e mo proe. Comme beaucoup d'Italiens à cette époque, il est parti tenter sa chance en Amérique du Sud. Là-bas, il s'est fait un nom. Et Alexandre Dumas a narré ses exploits. Bah, c'est pas Christophe Colomb. C'est pas... Qui fait une feuille, hein. Continuiamo allora a 40 punti. In 1862 sono scalato in un porto di Bastia, ma non sono sbarcato. Peccato per un mio amico di Luri, Leonetto Cipriani, che a lui non gli sarebbe dispiaciuta di vedere 1000 camicie rosse per lì a Corsica all'Italia. En 1862, il a fait escale à Bastia sans mettre le pied à terre. Pourtant, son ami de Lourdes, Leonetto Cipriani, aurait bien aimé le voir débarquer avec ses 1000 chemises rouges pour rallier la Corse à l'Italie. Ah, c'est pas truc. Truc, non. Non. Mussolini. Chose. Jean-Baptiste Truc. Non, l'ha été mica. Allora, l'ultimo indizio per 30 punti, dopo a Sicilia e a Sardegna, ci mancava a Corsica. Ma le autorità italiane hanno ricusato che facciamo spedizioni. Un peccato che io volevo pigliare e a Gabbia e la Celi. Mussolini, Mussolini. E no, non era mica Mussolini. parce que Mussolini, lui, il a dit qu'il voulait... Mussolini, no. Ouais, mais Mussolini Via. en 1800. A Gabbia senza la Geli. Ah, Ma un nostro personaggio che era Giuseppe Giuseppe Garibaldi. Garibaldi volì a Gabbia con la Geli. Ha fatto dunque sa unità italiana. Garibaldi è conosciuto per questo, ha fatto esobro e prima in Uruguay e dunque è stato conosciuto appena così. È diventato un rivoluzionario, spedizionario e dunque ha unito a Sardegna, a Sicilia, l'Italia e lui aveva visto anche un'altra Corsica, ma si sono accorti subito che a Corsica non bramava di essere unita all'Italia all'epoca. Ma c'erano assai contatti a quest'epoca literari tra la Toscana e più particolarmente Bastia. Dunque relazione intellettuale, culturale. E Mussolini non era mica ancora nato in 1884 quando è smarrito a Garibaldi. Bon, 60 punti e i nostri sapientoni di stasera sono quelli di squadra Le Solidaires. Bravi! Regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto pia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, qui prodotti in Australia di Corsica Gastronomia. Basterà per stasera. Voglio ringraziare le due squadre, Benitez come d'abitudine, au pubblico, les enfants. Merci d'avoir été là, l'école de Pietralba.
E pulete sciaccamana, Patrizia, Gatacce, che ha messa bientone a me. Buonasera. Da qui una stundetta l'informazione che volte non via stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.